Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Forti venti di Bora si sono fatti sentire su gran parte del nord, soprattutto al nord-est, con fase di instabilità sparsa, correnti fredde artiche che lasceranno spazio a una temporanea rimonta anticiclonica che manterrà temperature in media col periodo leggermente sotto al nord, mentre in fronte temporalesco agirà sul medio-basso Tirreno. Temperature qui invece sulle regioni meridionali leggermente sopra la media, ma nella metà della settimana correnti umide atlantiche, a causa di una profonda saccatura tra la Spagna e la Francia, porterà sulle regioni settentrionali un fronte carico di piogge e locali temporali, con temperature che si manterranno in media col periodo, sopra media invece sulle regioni settentrionali, proprio a causa delle correnti più miti dall'Africa. Questa situazione di stabilità sulle regioni settentrionali sarà a causa di un promontorio anticiclonico comunque di breve durata che lascerà spazio a correnti più umide ed instabili di origine atlantica dalla giornata di mercoledì, con qualche pioggia. Poi una profonda saccatura riuscirà a portare una forte fase di maltempo dalla giornata di giovedì, con un susseguirsi di più fronti fino al weekend, con instabilità mediterranea che andrà a insediarsi su gran parte dell'Italia. Rimarranno un po' ai margini invece le regioni meridionali, tuttavia una tendenza da valutare in quanto ancora incerta la traiettoria dei fronti. Temperature quindi che dopo una breve rinfrescata riusciranno a riprendersi proprio a causa della profonda saccatura, un caldo che diverrà più intenso sulle regioni meridionali, valori anche oltre i 30 gradi tra giovedì e venerdì, mentre anche gran parte d'Europa e d'Italia subiranno un notevole rialzo termico. Poi, proprio da venerdì, le correnti fresche oceaniche riporteranno temperature in media col periodo su gran parte dell'Italia. Condizioni di instabilità lunedì, come detto, per un fronte che agirà sul medio-basso Tirreno, mentre la giornata di martedì sarà stabile ancora sulle regioni settentrionali, pur con infiltrazioni umide atlantiche che agiranno maggiormente mercoledì, portando instabilità sparsa sulla Liguria, sulla Toscana, ma poi anche sulle regioni settentrionali, seppur a carattere sparso, con occasionali fenomeni temporaleschi. Tendenza poi da giovedì tutta da valutare, ma che risulta essere al momento dinamica, con piogge e temporali sparsi. Tendenza ancora tutta da valutare. Vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti meteo.